sei tu il capo. Scusi, ma così sotto il tono, no? Vai Marco. Siamo? Sì, sarebbe utile tirarsi tanto intorno, che credo sia le tue dichiarazioni del Presidente Sassaro. L'ultima cosa di cui vorrei parlare della partita e di quello che sarà la prossima partita. Rispetto al Presidente, quando dovessi rispondere adesso non sarei molto, come posso dire, diplomatico bisogna essere, perché fa parte del nostro lavoro, però sarebbe giusto essere scortesi, ma neanche essere troppo diplomatici, quindi preferisco parlarci oggi. Quindi, per chiudere il discorso, aspettando una replica, aspettiamo questo incontro che domani sera... Sì, ma l'incontro può darsi anche stasera, guarda quello che ti dico, perché è inutile aspettare, credo che valga la pena di parlarne subito, che sia la cosa migliore. Per cui parliamo invece della partita, forse facciamo prima, ok? La partita, se mi volete chiedere qualcosa, io ho già detto tante cose sabato pomeriggio, e ribadisco, lo ripeto, siamo una squadra che ha nelle ultime gare prodotto molto e raccolto poco, questo è il mio pensiero, lo ripeto, l'ho detto anche al Presidente sabato pomeriggio dopo la partita, evidentemente non ha avuto esito positivo nel suo pensiero quello che gli ho detto, però voglio sentirlo dalle sue labbra, ecco, perché un conto è leggere e un conto magari ascoltare, quindi andrò ad ascoltare e se mi troverò d'accordo sarò d'accordo con lui, se non mi troverò d'accordo vedremo. Per me la squadra sta offrendo qualcosa di positivo, non è positivo totalmente, ovvio, perché la parte così, il calcio vive di risultato, il risultato pieno manca da parecchio tempo, e quindi questo è quello che fa testo per certi versi, però per un allenatore non è solo questo, quello che fa testo ma anche tutto il resto, quindi io vedo positivo sempre, quindi anche nel buio più pesto vedo positivo, figuriamoci che siamo in classifica dove siamo, pur nel nostro momento, fra virgolette, di difficoltà di punti, perché obiettivamente ci mancano parecchi punti. Anche dire che i risultati delle concorrenti un po' insomma vi hanno aiutato, ma nessuno tutti, è riuscito ad allungare. Scusa, ma ci sarà un motivo se i risultati delle concorrenti ci hanno aiutato? È perché c'è un grosso equilibrio, perché anche chi magari come Verona, che pareva destinato ad andare chissà dove, a mani basse, invece che ha qualche problema. Quindi i problemi li hanno tutti, chi in fase realizzativa, chi in fase difensiva, chi in fase di costruzione del gioco. Noi in questo momento non stiamo peccando come costruzione del gioco o in altre cose, stiamo solamente un po' per demerito, un po' per sfortuna, secondo me, perché mettiamoci anche quello, la buona sorte a volte ti aiuta, a volte non ti aiuta, e non riuscendo a concretizzare. Questo è quello che penso io, quello che basta. Quella che è la tua sensazione per Reggio può essere che magari Vantaggiato possa essere in disposizione per uno scambio di partita, oppure... Vantaggiato oggi si ripropone col gruppo, vedremo se starà bene, perché no? Perché comunque il suo reinserimento, quello di Bonazzoli tra poco, sì, ma sono tutte armi in più che avremo, certo non è che giocheranno tutti assieme, voglio dire, questo è evidente, così come anche adesso abbiamo tanti attaccanti, un buon numero di attaccanti che però tutti assieme è difficile che possano giocare, per cui cercherò di scegliere nel modo giusto e vedere quello che succede. Visto che poi insomma la partita con la Regina ha anche un significato particolare per lei, perché insomma c'è stato almeno in 3 momenti diversi, sì, quindi... è stata la mia storia da allenatore in Serie A, diciamo che anche se ho cominciato a Vicenza, però è partita con Reggio Calabria ed è un momento importante per me, per la mia famiglia, per tutti, quindi sono stato 5 anni segnano la storia di un calciatore, di un allenatore, di un uomo. Io mi sono trovato benissimo e credo che siano stati soddisfatti anche loro. Ho il record di presenze da allenatore in quella squadra, quindi credo che sia una testimonianza di rispetto, di stima e di affetto nei miei confronti, ricambiata pienamente.
Anania, vedremo oggi come sta, non lo so, in questi giorni sarà andato sempre a parte, stiamo a vedere. sì, perché nell'eventualità che appunto non ce la faccia, Maniero e con la primavera di Viareggio. Sì, stiamo a vedere, abbiamo anche Calderone, Calderoni che si sta avvenendo, quindi è stato preso per ovviare a questi inconvenienti. Ok? Posto così? Sì, no, quando lei dice che stasera vi trovate col Presidente... No, non lo so se ci troviamo, prima vedo se ha tempo perché è sempre molto pieno di impegno. No, era anche per chiamerò capire, e poi dopo vedremo, insomma, se no andiamo domani. Cioè se posso mi piace parlarne il prima possibile, però se non si può non posso fare io l'incontro da solo. Va bene? perché appunto diceva Mister, no, che se dovesse confermare le parole che... No, se dovesse non c'entra, cioè, Come si parla